Al Comunale di Aci Sant'Antonio si gioca l'8ª giornata del campionato di promozione siciliana Girone C. È il turno dell'Aci Sant'Antonio di rispondere ai colpi delle pretendenti in questa lotta ai vertici della classifica del Girone C, che si sta facendo sempre più interessante. La formazione di mister Torrisi ospita il Real Aci in un comunale finalmente riaperto al pubblico e dunque gremito di tifosi bianco-azzurri. 4-3-3 per l'Aci Sant'Antonio, Gulisano tra i pali, linea di difesa 4 con Nicolosi e Cannella sugli esterni, Sardo e Giacone i centrali, Orofino, Porto e Sant'Angelo compongono la linea mediana. Dietro il tridente d'attacco formato da Borzì, Musumeci e Panassidi. Serve una vittoria all'Aci Sant'Antonio per confermarsi al primo posto della classifica dopo le vittorie di Ionica e Atletico Messina. Siamo partiti, 8° minuto, subito padroni di casa pericolosi in avanti, cross dalla destra di Cannella, sponda di Borzì per Musumeci che viene contrastato in maniera regolare secondo il direttore di gara da un avversario. Al 12° minuto la risposta del Real Aci con Catania che prova a coordinarsi col destro, ma il tentativo del numero 7 finisce abbondantemente alto sulla porta di Gulisano. Al 25° minuto calcio di punizione da zona quasi impossibile, non per Orofino che prova comunque ad andare verso la porta. Sempre l'Aci Sant'Antonio al minuto 33, sempre dal binario destro, il cross di Cannella, pallone che rimane in zona Panassidi, ma anche il numero 7 non riesce a centrare lo specchio della porta. Ancora la formazione di mister Torrisi pericolosa al minuto 39 con il colpo di testa di Orofino che finisce alto. 40° minuto, splendida azione tutta in verticale dell'Aci Sant'Antonio, splendido il suggerimento per Borzì che viene atterrato in area di rigore sotto gli occhi del direttore di gara che non ha dubbi e concede la massima punizione all'Aci Sant'Antonio. L'episodio che può cambiare il match dunque arriva al 40° minuto. Sul punto di battuta c'è Sant'Angelo che prende la rincorsa, calcia col destro, spiazza il portiere e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 40° dunque si sblocca il match al Comunale di Aci Sant'Antonio. Sant'Angelo firma il gol dell'1-0, un gol arrivato nel miglior momento per la formazione di mister Torrisi. A pochi minuti dall'intervallo possono iniziare a cantare i tifosi dell'Aci Sant'Antonio. Duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre a riposo, punteggio di 1-0, la firma di Sant'Angelo sul calcio di rigore che sta fin qui decidendo il match. Ci sono ancora 45 minuti da giocare, c'è un Real Aci da superare che non si arrende. Al 47° minuto ha l'occasione per trovare il pari ancora con Catania. Splendido l'intervento di Gulisano, è solo il preludio al gol perché 3 minuti più tardi, dagli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone resta ancora una volta in zona Catania. Al terzo tentativo del suo match non può sbagliare il numero 7 che di piattone batte Gulisano che nulla ha potuto in questa occasione e trova il gol dell'1-1. Cambia nuovamente il parziale al Comunale di Aci Sant'Antonio, è di nuovo pari tra le due formazioni. Torna allora a spingere in avanti la formazione bianca-azzurra che al 55° ci ha provato con l'acrobazia di Porto, ci prova anche Musumeci al 61° dopo lo scambio con Borzì. Il tentativo del numero 9 centrale al 65° calcio di punizione dal limite dell'area affidata ancora una volta a Musumeci che va verso la porta, respinta corta del portiere. C'è Panassidi al posto giusto al momento giusto, il numero 7 riporta in vantaggio la formazione dell'Aci Sant'Antonio dopo il gol fondamentale della scorsa settimana contro il Milazzo. Si ripete Panassidi, un'altra rete che può rivelarsi fondamentale per la formazione di mister Torrisi. L'abbraccio con il suo allenatore, un cambio per l'Aci Sant'Antonio, esce proprio l'autore del gol del 2-1 per far spazio a Laudani. Si vuole coprire mister Torrisi per portare a casa 3 punti che possono rivelarsi importantissimi. Triplice fischio al Comunale di Aci Sant'Antonio, la formazione padrona di casa si conferma al primo posto a un punto di distanza dalla Ionica, a 2 dall'Atletico Messina. E allora anche per questa settimana da Andrea Stagni e dalle telecamere della Wii Sport è proprio tutto. Appuntamento come sempre alla prossima!